tutti, oggi vi insegnerò un trucchetto per scoprire chi ci chiama col privato. Allora, in cosa consiste? Prima di tutto dovremmo registrarci su questo sito Woming. Ecco. Ehm, allora, come funziona? Una volta registrati, noi in pratica dovremo attivare la deviazione delle chiamate su questo numero. Ovviamente la deviazione delle chiamate che noi rifiuteremo, non di tutte, perché sennò qualsiasi chiamata che ci fanno andrebbe sul loro sito, diciamo. Ma noi attiveremo solamente le chiamate da noi rifiutate, in modo tale che se vedremo un numero privato che ci chiama, rifiuteremo la chiamata e per email ci manderanno il numero che ci ha chiamato, ovviamente senza il privato. Forse più in là ce lo manderanno direttamente come SMS. Allora, come funziona? Prima di tutto è gratis, però tra poco potrebbe diventare a pagamento, quindi appena potete registratevi il prima possibile. Allora, questo qui è il sito, scusate, cliccate su accedi. Allora, dovete cliccare su attiva subito, è gratis questo qui. Allora, io l'ho già fatto, quindi non mi interessa molto. Comunque, dovete mettere mail, password, dovete scegliere una password, rimettere la password, il vostro numero di telefono, mettete Italia ovviamente, di telefono cellulare, scrivete queste lettere e cliccate su crea il mio account. Una volta che avete creato l'account, andate sul vostro profilo, il mio è di Hotmail, controllate nella posta, vabbè ora non entro dai, e in pratica controllate nella posta ci sarà un codice di attivazione che vi invieranno. Potreste anche trovarlo nella posta indesiderata, io l'ho trovato lì. Inserite il codice di attivazione e vi diranno entro 180 secondi di chiamare un numero, di chiamare il numero del sito per verificare se il vostro numero è reale. Il numero ci sarà scritto lì comunque 0694802015. Una volta verificato avrete attivato il vostro account, ora però dovete attivare la deviazione delle chiamate sul vostro ehm, scusate non mi sta venendo il termine, sul loro numero. Per attivarla è molto semplice, però dipende dal vostro operatore, ora vi faccio vedere. Allora, un attimo. Ecco, vi faccio vedere questo sito che è molto utile. Allora, ci sono diverse tipologie, diciamo, di deviazione, tra virgolette. Se mettete il 61 più il loro numero per deviare le chiamate a cui non vuoi o non puoi rispondere, ma non è questo quello che dovrete fare. 62 per deviare solo le chiamate quando il cellulare non è raggiungibile, e voi dovrete fare il col 67, ovvero per deviare solo le chiamate ricevute quando il tuo cellulare è occupato, che sarebbe quando le rifiutiamo. Questo qui va bene nel caso di Wind, Team e Vodafone. Nel caso di 3 è leggermente diverso, ehm, che ora sinceramente non me lo ricordo come quello lì di 3. Comunque, allora, cosa dovete fare? Scrivete asterisco asterisco 67 asterisco più 39, mettete il numero di telefono del sito, che comunque vi metterò nella descrizione, così potete fare più facilmente, che comunque è sempre 06 94 80 20 15, e alla fine lasciate il cancelletto, chiamate e vi capiterà questa schermata qui: trasferimento chiamate incondizionatamente, registrazione riuscita. Vi assicuro che funziona perché l'ho già provato, spero che vi possa essere utile e un saluto a tutti.